Buonasera a tutti e benvenuti al Paladinigi di Montecchio per la quarta giornata del campionato di volley di Serie 1 femminile. L'avversaria di quest'oggi della Scavolini Pesaro, la Minetti Info Plus Vicenza di Manu Benelli. Il primo punto proprio per le ragazze di Zeroberto che si portano sull'1-0. Pesaro in campo con Berga a incrociare con Sheila, Makulevitz e Guigi al centro, Costagrande e Marin, banda con Puerari pronta a subentrare. Tanto c'è la buona ricezione per la Minetti Info Plus, il mani fuori trovato da Ivana Kurcic che è l'opposto della squadra veneta ed è in campo con Arrighetti, Petrauskaite, Dalligna, Jerkov e Paccagnella. Completa il sestetto Monica De Gennaro, il libero della formazione che in questo momento è in possesso di palla. Vediamo Berg che chiama in causa Makulevitz, si prosegue sul 2-0 per Pesaro, non passa Mia Jerkov dalla seconda linea, il palleggio ancora Jerkov senza rincorsa e poi Berg può ricostruire per la seconda linea di Costagrande. La palla però termina out, una buona azione per la Scavolini che costruisce bene ma non finalizza. Allora il primo punto è per le ospiti in possesso di palla. In battuta c'è Ivana Kurcic, schiacciatrice del 1982, servizio buono su Puerari, il gioco per Mari che trova un punto magistrale. Marianne Steinbrecher dal Finasco Osasco è stata la migliore a Iesi per quanto riguarda la Scavolini. Pesaro viene da 6 vittorie consecutive in questa stagione, non ha praticamente mai perso e si ritrova prima in Europa, seconda in campionato. Mari serve lungo, Dalligna all'indietro per il gioco di Stefania Paccagnella, il suo quarto anno a Vicenza. Il punto per le ospiti che adesso passano addirittura in vantaggio 3-2. Triplo break per le ragazze in maglia bianca, il servizio affidato a Mia Jerkov, figlia d'arte, viene da Forlì, nata a Cattolica e ha segnato 18 punti nell'ultimo turno di campionato a Padova, però adesso sbaglia tutto e manda in rete il servizio, regala il terzo punto alla Scavolini di Capitan Makulevitz che è in possesso di palla, si prepara a servire la regina da Cracovia al salto Kinga sulla seconda linea di Vicenza e poi la fast per Stefania Paccagnella che colpisce ancora. 4-3 per le ospiti che hanno iniziato davvero molto forte, hanno bisogno di punti perché hanno perso con Padova al tie break, si ritrovano a soli 4 punti in classifica. La Scavolini invece ne ha 8, esattamente il doppio. Servizio lungo su Puerari, Berg amministra per Costagrande, la palla non rimane in gioco perché tocca le strutture del soffitto del Paladinigi. C'è il quarto punto per le padrone di casa ad opera di Carolina Costagrande. Adesso ci prova Sheila ad allungare il break, il suo servizio da lontano. Sheila De Castro, detta anche Sceligna, MVP e World Champions Cup e World Grand Prix. Il punto al centro con il muro a 0 è di Valentina Arrighetti. 4 Scavolini, 5 Vicenza. Attenzione perché la Minetti Info Plus è partita forte, ha tutte le intenzioni di sbancare Montecchio. Il servizio di Dalligna, Berg gioca per Martina Guigi, può ripartire Pesaro, ricostruisce Berg per la seconda linea di Sheila, la pipe che non va a bersaglio. Dall'altra parte identificazione, questa volta c'è il muro piazzato, semaforo rosso per Martina Guigi, 5-5. In battuta il turno di Carolina Costagrande, una delle più in forma della Scavolini, ha giocato bene anche a Vienna nell'infrasettimanale di Champions League. Come non detto, sbaglia tutto Carolina, restituisce il favore di poco fa. 6 per le ospiti, 5 per le padrone di casa. In battuta si prepara Valdone Petrauskaite, schiacciatrice lituana di 1,81 m, classe 1984, +1 Vicenza.
al servizio Petrauskaite molto potente, poi Berg chiama in causa Martina Guigi, dall'altra parte De Gennaro ci arriva per un pelo e poi l'opzione da posto 2, ancora Sheila che viene murata out. Un punto per uno fino a questo momento per le due squadre, siamo sul 6 pari, giochi equilibratissimi nel primo set di questo quarto turno di andata. Adesso c'è Martina Guigi in possesso di palla, reduce dal suo primo mondiale. Guigi serve al salto, molto precisa, e poi da posto 4 arriva Jerkov. La Scavolini riparte con Mari senza potenza e poi ancora Dalligna gioca al centro. De Gennaro in bagger per Ivana Kurcic, potentissima. Si mette in evidenza l'opposto serbo della Minetti Infoplus, che è senza Takashi dall'inizio della stagione. La giapponese dopo i mondiali si è presa una pausa lunga, ricomincerà a gennaio. Costa Grande riceve perfettamente, poi Sheila manda in corridoio. Qualche disattenzione di troppo per la Scavolini, che adesso si trova sulle -2, 6-8, primo timeout tecnico. 8-6 dopo il timeout lungo, in cui abbiamo visto uno Zeroberto abbastanza arrabbiato, non era contento di quello che ha visto in campo. Adesso la squadra giustamente reagisce dopo aver preso le indicazioni del coach psicologo. 8 per le ospiti, 7 per le locali che recuperano il possesso. In B1 c'è Lindsay Berg che serve al salto, la sua rasoiata. Dalligna gioca in 4 per Mia Jerkov, trattiene in qualche modo la Scavolini ma non può salvare questo pallone Lindsay Berg. Allora c'è il 9° punto per le ragazze di Manu Benelli, regista della mitica Teodora degli 11 scudetti consecutivi. In battuta Ivana Kurcic, un buon inizio per lei. 9-7 Vicenza, servizio al salto che spiazza completamente Mari, che in ricezione non è un fulmine di guerra ma comunque un'ottima giocatrice, trova il punto sguarnito della difesa Paccagnella e in posto 5 non c'è nessuno. +3 per chi serve. 10-7, prosegue il suo turno in battuta Ivana Kurcic. Al salto Kurcic non trattiene neppure questa volta Mari, ma comunque la Scavolini la manda di là e c'è l'affondo di Sheila De Castro che manda al centro in seconda linea. 8-10, la Scavolini deve rimanere aggrappata a questo primo set nonostante una partenza non fulminea. Il possesso per Mari, la numero 7, la donna di ghiaccio. Dalla seconda linea Kurcic, può ripartire Dalligna che chiama in causa Stefi Paccagnella. Millimetrica. 11-8, riconquista il possesso palla Vicenza. In battuta con Mia Jerkov, schiacciatrice dell'82, 1,93 m di altezza, un fenicottero. Berg coinvolge Carolina Costa Grande che torna lei e da posto 4 Carolina non può tradire. 9-11 con grande autorità e sicurezza. La fidanzata di Simone Flamini ha messo a terra questo pallone. Adesso c'è la signora Della Fuente in battuta. Al salto la Regina che mette l'ace e la Scavolini a piccoli passi si riavvicina alle ospiti. 10-11. Ancora Kinga Makulewicz, centrale del 1978, nazionalità polacco-francese, serve sulla seconda linea di Vicenza, non impeccabile, manda di là in qualche modo un pallonetto spinto Vicenza, poi ancora Carolina senza saltare, uno stacco minimo per lei. 11-11, rimonta coronata per la Scavolini di Zeroberto. Adesso c'è Kinga Makulewicz. Zeroberto ha detto prima di questa partita: io non voglio soltanto vincere ma voglio anche migliorare ogni giorno. Con Iesi abbiamo disputato la miglior partita in difesa, spero che ci ripeteremo perché il muro difesa è la chiave ed è importante anche per l'Amalgama. Adesso continua il break della Scavolini. 12-11. In battuta c'è sempre Kinga Makulewicz, mentre Zeroberto dà indicazioni alle sue ragazze. Buon servizio per il capitano in posto 4, impeccabile
la numero 5 Valdone Petrauskaite. 12-12. La Scavolini viene dal lungo viaggio di Vienna in settimana. Le pesaresi sono imposte per 3-0 sull'SVS. Intanto Sheila si nasconde, poi piazza un colpo da maestra. 13-12 Scavolini, ancora Sheila che si dimostra in grande forma fisica. Classe 1983 per lei, stessa identica data anno di nascita di Mari. Serve al salto senza colpire con grande forza, però al centro Valentina Arrighetti non perdona ed è velocissima questa azione della Minetti Info Plus. 13-13. Stefi Dalligna si prepara a servire da posto 1, poi Berg sceglie l'opzione per Martina Guigi, lo schema 2, il primo tempo all'indietro, una delle poche palle che ha toccato fino ad ora Martina Guigi va comunque a terra. 14-13. Carolina Costagrande al servizio senza saltare, ci ha comunque confessato che sta lavorando per mettere su un buon servizio al salto nel prosieguo della stagione. 14-13 Pesaro. Ancora Carolina, schiacciatrice del 1980, una delle giocatrici più esperte della Scavolini di quest'anno, squadra giovanissima. Dalligna ancora per il posto 4 di Kurcic e da quella posizione Vicenza fa sempre punto. La Scavolini dovrebbe piazzare un po' meglio il suo muro. 15-14 per le locali, la palla però è per le ospiti con Petrauskaite, schiacciatrice lituana di 22 anni, al salto la bionda giocatrice di Manu Benelli, poi Berg sceglie ancora Martina Guigi, 2 azioni consecutive della giocatrice toscana. 16 Pesaro, 14 Vicenza, secondo time out lungo. 25-19, 25-17 per la Scavolini. Siamo nel terzo set con Sheila. Sublime azione per la brasiliana di Belo Horizonte, sempre più fantastica. 1-0 Pesaro, che sta conducendo questa partita senza patemi d'animo assolutamente. Adesso vediamo il terzo set, che spesso è la chiave della partita e che ha visto qualche volta calare le pesaresi. Adesso però la confidenza con il match è altissima, crediamo che la Scavolini saprà gestire anche questo vantaggio, sta sicuramente giocando molto bene. Dalligna gioca in 2 per Kurcic, mattatrice principe della squadra di Manu Benelli. Attenzione a questa giocatrice che sta facendo cose pregevoli. 2 per le locali, 1 per le ospiti, che adesso sono in battuta proprio con Ivana Kurcic, schiacciatrice opposta del 1982. Makulevich non chiude, allora dall'altra parte si va da Jerkov che non passa proprio. 2-1 per le locali, che adesso diventa 3-1. 5-3 i muri per la Scavolini nel secondo set, un fondamentale nel quale le pesaresi stanno crescendo partita dopo partita, come vuole anche coach De Roberto. In attacco 46% per la Scavolini, 36% per le ospiti. 4 punti di Arrighetti da una parte, 5 per Carolina e Sheila dall'altra. Un po' in ombra Mari fino a questo momento, ma comunque Berg sta scegliendo altre soluzioni, tutte molto molto efficaci. 4-1, partenza identica a quella del secondo parziale di gioco. In battuta c'è proprio Mari Streckenberg dal Finasco Osasco, vicecampionessa del mondo, e poi Arrighetti trova la seconda linea non coperta. 4-2 per le locali, c'è comunque il cambio palla per Jerkov. Attenzione al cambio, dentro ancora una volta Matija Ikic al posto di Mia Jerkov. In battuta c'è proprio Matija Ikic, giocatrice croata, abbiamo detto giovanissima, classe 1989. 2-4 Vicenza. Il servizio su Carolina, poi Berg gioca al centro per Makulevich, semaforo rosso per lei. 3-4, risalita di un paio di lunghezze la formazione
vicentina della Minetti Info Plus. La Scavolini viene dal 3-0 perentorio su Iesi. La partita è andata in onda su ESPN Brasile. In Brasile sono tutti scatenati i media e i tifosi per il terzetto brasileiro della Scavolini, seguitissimo. Tanto c'è il posto 4 di Carolina che mette in banda un punto importantissimo, un lungolinea magico, 5-3. Tutti a lezione quest'oggi da Carolina Costagrande, professoressa di volley. In battuta c'è la regina Kinga Makulevich, serve lungo su De Gennaro, il duello sotto rete, mette la manina Guigi, poi Paccagnella sorprende Mari e la sua capriola non serve a recuperare questo pallone. 4-5. In battuta si prepara Stefania Paccagnella. La Scavolini sarà impegnata mercoledì prossimo a Vienna per passare un buon Natale e qualificarsi matematicamente al turno successivo di Coppa dei Campioni. Poi ci sarà la Supercoppa e il campionato riprenderà il 30 dicembre a Novara per il big game di giornata. 5-5. Attenzione al rientro di Vicenza, serve lunghissimo. Adesso la Minetti Info Plus e poi Sheila non affonda il colpo, Dalligna manda di là. Berg gioca per Mari che non passa. E allora c'è addirittura il sorpasso inaspettato per Vicenza, ride Manu Benelli. Forse neanche lei se l'aspettava, comunque la sua squadra ha fatto buone cose in queste fasi di secondo set. 5-6, time out Zeroberto. 6-5, Paccagnella serve da lontanissimo con grande impeto, poi Berg lavora la palla per Mari che neppure questa volta riesce a passare. Buona idea quella di Berg, però Mari non, lo abbiamo detto, non è tra le più in forma in questa partita. Speriamo naturalmente di venire smentiti già nel corso del set. 7-5, parzialone per Vicenza. Berg controlla per Costagrande, un po' fortunata la difesa delle ospiti, questa volta non tiene la difesa di Vicenza e Sheila va a festeggiare il punto numero 6 per le sue compagne. 6-7, Sheila De Castro, numero 13, in battuta. Zeroberto dice che in Coppa dei Campioni non vorrebbe incontrare le italiane, perlomeno ha questa preferenza. Intanto però Sheila sbaglia un altro servizio. La Scavolini sta un po' faticando in questo terzo set. 8-6 Vicenza, time out tecnico. 6 Pesaro, 8 per le ospiti in battuta con Dalligna. Berg sviluppa l'azione per Guigi, perentoria. Grande Martina Guigi, mani d'acciaio per lei. 7-8 Scavolini. In battuta c'è Carolina Costagrande. Pesaro viene da 6 vittorie consecutive tra Coppa e campionato. Anche quest'anno ha obiettivi altissimi in tutte le manifestazioni in cui è impegnata. Ci prova Petrauskaite, ma la Scavolini è pronta, copre bene, poi Sheila non riesce ad ottenere questo punto. La palla termina out. 9-7 più 2 per le ospiti che stanno risalendo pian piano, non hanno nessuna intenzione di mollare la presa in questa partita. L'unica speranza per Vicenza sarebbe il tie break. Comunque a questo punto la Minetti ne ha già perso uno in campionato, la Scavolini invece ne ha vinto uno. Sotto rete il duello tra Berg e Arrighetti, poi in qualche modo Sheila manda di là in bugger De Gennaro per il posto 2 di Kurcic, ancora un bugger e il tentativo della numero 15 Stefania Paccagnella. Il punto ancora per Vicenza, è il 10° punto contro i 7 della Scavolini. Abbiamo visto Zeroberto molto arrabbiato nel time out precedente, anche adesso la sua squadra non riesce a riprendere in mano il pallino del discorso. Adesso il tentativo di Petrauskaite al salto, il gioco in fast per Marti Guigi e ferisce di fast la Scavolini che si porta sull'8-10. È importante non perdere troppo terreno nel cuore del terzo set. Martina Guigi concentratissima per sparare il suo servizio al salto. È un servizio che però termina sul nastro. 11-8. Si dispera Martina, ma ormai
quel che fatto è fatto. Dall'altra parte c'è Valentina Righetti pronta a servire. La Scavolini continua a fare a meno di Georgette Mengarda, che attende sempre il passaporto sportivo italiano, ma ormai è una questione di giorni. Intanto Mari mette tutti d'accordo, un super punto per lei, che finalmente torna a far male. Berg senza saltare, buona la ricezione di Vicenza, che può ripartire con Kurcic. Berg fa un miracolo. Poi ancora Dalligna che gioca per la opposta della Minetti, la difesa un po' sbilanciata adesso per Vicenza. Il muro a 2 della Scavolini che punisce, una parata alla Buffon per Sheila De Castro. 10 Scavolini, 11 Minetti Infoplus, è rimasta immobile Manu Benelli, pietrificata. De Gennaro in bagger per il posto 4 che non chiude. Ancora un tentativo di Kurcic, la palla però non passa e la Scavolini va a quota 11, impattando le sorti di questo terzo set. Adesso Manu Benelli è obbligata a fermare l'emorragia. Time out Minetti Infoplus. La Scavolini ha completato la rimonta proprio davanti al suo sponsor principale Walter Scavolini. Dalligna gioca il primo tempo per Righetti, si prosegue con Sheila e poi ancora Dalligna all'indietro per Kurcic, termina in campo. C'è stato il tocco, dice il signor Cipolla di Padova, fischi convinti da parte di tutto il Paladinigi di Montecchio. Comunque niente da fare, il punto è stato assegnato alla Minetti Infoplus. Non protesta molto elegantemente coach Zeroberto. Kurcic su Costagrande, Berg, la pennellata di Mari. Attenzione però che si continua a giocare, la Scavolini era convinta di aver fatto questo punto. Berg per Sheila, il muro di Vicenza già piazzato, il palleggio di Berg, un punto lunghissimo al centro, lo chiude Valentina Righetti e questo è un pugno nello stomaco per la Scavolini, che era già sicura di aver messo a terra questa palla, invece si ritrova in un amen sul -2. Kurcic in possesso di palla, la Scavolini sta anche cambiando sede, si trasferisce da Montecchio a Pesaro e a brevissimo ci sarà l'inaugurazione. Attenzione però a Kurcic, la Scavolini si perde in ricezione, Sheila e Costagrande si intralciano e Zeroberto non la manda a dire, manifesta tutto il suo disappunto. 14-11 più 3 per le ospiti, con Kurcic adesso anche abbastanza sicura sul servizio. Berg lavora la palla per Mari, galattica, è precisa come la campanella a scuola. Mari Streckenberg che è salita in cattedra, si è presa la squadra sulle spalle. 12-14, Mari che sostituisce quest'anno Simona Rinieri nel sestetto della Scavolini, non la sta facendo rimpiangere, cosa tutt'altro che facile. Dalla seconda linea Vicenza non chiude e inventa Costagrande il punto di Carolina. 13-14, uno spiovente vincente. 13-14 Scavolini, cambio per Manu Benelli, dentro Mia Jerkov, la figlia del grande Zelko, campione di pallacanestro che ha giocato anche nella Scavolini Pesaro. Fuori la numero 13 Matea Ikic, poco influente. 13-14, a proposito di brasiliani c'è Mari in servizio, serve al salto la bionda brasiliana della Scavolini. Il gioco per Paccagnella, la palla resta in campo, tanti applausi per Costagrande che ha effettuato un salvataggio incredibile. Adesso Berg ancora per Carolina che realizza questo punto. 14-14, la Scavolini coglie il pareggio per il grande entusiasmo del Paladinigi di Montecchio, un capolavoro della Scavolini. Ancora Mari in battuta, serve al salto, poi Dalligna per Jerkov che si muove come una ballerina e conquista il cambio palla. 15 per le ospiti, 14 per la Scavolini che sta faticando oltremodo in questo terzo set. C'è sempre un calo fisiologico nel terzo parziale, ma Pesaro vuole naturalmente chiudere i giochi
Puerari riceve perfettamente da posto 4, Costa, grande Carolina, Costa, grande, 15° punto per Pesaro contro i 15 delle ospiti, fuori Puerari per Makulevich che va a servire, 15-15. Si prepara Kinga, una palla cortissima, Dalligna gioca in 4 per Petrauskaite, Berg all'indietro per Sheila, il suo pallonetto spinto con il pugno. Il gioco dall'altra parte per la ricostruzione di Paccagnella e la Minetti Info Plus arriva a quota 16 contro i 15 punti della Scavolini, secondo timeout tecnico. 16-15, normalmente a questo punto del set la Scavolini scappa via, vediamo se saprà farlo anche in questo terzo parziale. Costa, grande, si mette in proprio, galattica anche questa volta Carolina Costa grande, 16-16. Adesso la Scavolini per prendere il largo avrà bisogno nuovamente della miglior Sheila, che è un po' calata in questo terzo set. Proprio lei che va a servire la brasiliana della Scavo su De Gennaro. Dalligna lavora la palla per Petrauskaite, può ripartire Pesaro con Mari che atterra Dalligna e poi manda di là a Righetti. Berg per il tutto braccio di Martina Guigi. La Scavolini ormai ha trovato le geometrie giuste, il timing tra Berg e Guigi funziona a meraviglia. 17-16, ancora Sheila che può servire. Sheila che ha fatto una buona gara anche a Vienna ed è la miglior marcatrice del nostro campionato. Non trattiene la palla Puerari che poi si arrabbia con se stessa. 17-17, nuovamente equilibrio assoluto in questo terzo set. In battuta c'è la palleggiatrice della Minetti Info Plus, che è anche la palleggiatrice azzurra che sostituisce Leo Lobianco. Dalla seconda linea Sheila, l'abbiamo chiamata e lei sta rispondendo, però attenzione al recupero di Vicenza. Costa grande, non passa questa volta, cerca il money out ma non lo trova. Trova il semaforo rosso. 17 per le locali, 18 per le ospiti che mettono la freccia e Stefi Dalligna può battere nuovamente anche questa volta. E Dalligna però manda in rete, c'è quindi il cambio palla per la Scavolini con Carolina Costagrande, numero 12 in maglia biancorossa. Carolina serve su Petrauskaite, poi il bugger per Kurcic che torna a farsi sentire, a mettere punti a referto. 19-18, un punto per uno, non molla Vicenza che ormai non sta sbagliando più niente. Adesso la partita si giocherà, il set si giocherà sugli errori delle avversarie, chi sbaglia di più probabilmente capitolerà. Al salto Petrauskaite, la sua rasoiata, e poi Mari, strepitosa Mari Streichenberg, si mette in evidenza e mette a terra il suo tutto braccio. 19-19, Martina Guigi è il suo turno in battuta per la centrale di Pisa ex Novara. Dalligna al centro ancora per Paccagnella, scusate era Righetti, e poi dall'altra parte ancora Mari e poi Berg che tenta di spiazzare la difesa, però può ripartire a Righetti. Un altro scambio molto lungo, la palla resta in gioco con la ricerca di Kurcic, sotto rete si butta Jerkov ma passa di là. C'è un'invasione per la giocatrice della Minetti Info Plus, era Righetti per la precisione. 20-19, passa in vantaggio adesso la Scavolini. Pesaro in battuta con Martina Guigi che non tenta il servizio al salto. La ricerca al centro per Valentina Righetti che poi sprigiona tutta la potenza che ha in corpo e viene anche fischiata dal pubblico locale. 20-20. In battuta l'ex Cavazzale, centrale dell'85, la ricerca di Mari che non passa, il muro era piazzato da un'ora di Vicenza
Adesso la Scavolini non sta sciorinando il suo miglior volley, sta attraversando un momento di difficoltà, vediamo se saprà uscirne con il carattere che l'ha sempre contraddistinta. Ancora Mari, arrabbiatissima, non chiude neanche questa volta. Allora Dalligna gioca per Kurčić, il muro della Scavolini è ben piazzato, il tentativo di Kurčić, si salva ancora Pesaro che manda di là. Dalligna gioca per la scatenata Mia Jerkov, 22-20 per le ospiti. E adesso Zé Roberto interrompe il gioco e chiama un time out. 22-20, miglior momento della partita per la Minetti Info Plus, con la Scavolini invece che deve recuperare. Mari taglia a fettine la difesa e inchioda a terra questo pallone. 21-22, Lindseyberg si prepara per servire. Berg su Jerkov, ricezione non impeccabile, poi Jerkov gioca a due con Dalligna sotto rete, tenta di imporsi Makulevich, allora il punto si ripete, anche se la Scavolini ha qualche dubbio a proposito. Comunque 21-22. Il punteggio rimane inchiodato e Lindseyberg può andare a servire l'americana di Honolulu, ricercatissima anche dalla sua nazionale. Mia Jerkov conquista il cambio palla, 23-21, più 2 per Vicenza che adesso serve con Kurčić. Questa volta Manu Benelli non si azzarda a rimandare in campo Matija Ikic, lo stesso vale per Zé Roberto con le sue panchinare. Berg gioca per Sheila De Castro che da posto 4 mette tutti d'accordo, torna a far punti Sheila. La Scavolini non può prescindere da lei se vuole vincere questa partita. 22-23. Adesso si gioca sui nervi, è anche un po' una partita a scacchi in questo terzo set. Il servizio lungo di Mari, Dalligna, attenzione a Paccagnella che trova il money out e Vicenza può giocare il primo set point dentro la numero 3. Andrea Conti per la prima volta al posto di Dalligna alza la prima linea. Manu Benelli che vuole avere un muro solido. È entrata una giocatrice che l'anno scorso giocava con Lecchio in A2 ed è italo-argentina. Berg al centro per Makulevich, 23-24. E c'è anche un cambio perché Manu Benelli non può giocare senza palleggiatrice, allora rientra Dalligna per Andrea Conti, non particolarmente efficace in questa azione. Serve al salto Kinga sulla prima linea di Vicenza che ha tutto il tempo per costruire, ma c'è l'inchiodata di Carolina Costagrande, una fotografia perfetta e allora si va ai vantaggi in questo terzo set. 24-24, time out. 24-24, Kinga Makulevich dopo che Costagrande ha salvato un po' le sorti di questo set per la Scavolini. Attenzione al centro, preparatissima Stefi Paccagnella e c'è il cambio palla immediato per la Minetti Info Plus che vuole fortemente questo parziale. In battuta c'è Stefi Paccagnella, 25-24, altro set point per Vicenza, servizio buonissimo per le Venete. Ancora Carolina Costagrande che inventa un altro punto con tutta la sua esperienza, tutto il suo mestiere ma anche il suo talento immenso. 25-25, la palla è per le principesse d'Europa. La Scavolini l'anno scorso ha vinto la Coppa CEV contro Chieri, quest'anno tenterà di ripetersi in Coppa dei Campioni. Ancora un punto per Pesaro, naturalmente con Carolina Costagrande. Abbiamo finito gli aggettivi per lei. 26-25. In battuta si ripete Sheila De Castro, le restituisce il pallone il presidente Stardella. La palla era finita in tribuna, adesso c'è il cambio per Zé Roberto. In prima linea manda Chiara Dall'Ora e spedisce in panca momentaneamente Lindseyberg per un muro granitico. Zé Roberto vuole tentare di sporcare l'attacco
delle ragazze di Manu Benelli. 26-25, partita e set in mano alla Scavolini. Sheila, poi Dalligna, gioca per Petra Uskaite che tiene la palla in campo, e allora si arriva a quota 26 pari dentro Berg per Dall'Oro, che questa volta non è servita. E allora il possesso palla è per Ste Dalligna. Le ragazze della Minetti hanno i soprannomi sulle maglie invece dei cognomi. Costa Grande, Carolina Costa Grande. Ormai le azioni si sviluppano tutte su di lei. 27-26. Immensa Carolina, che adesso va anche a servire una delle sue migliori partite forse in carriera, quella di oggi per Carolina. Adesso però c'è il punto di Vicenza che sta giocando all'altezza della Scavolini. 27-27, sempre più pericolosa questa Minetti Info Plus. La Scavolini cerca di chiudere prima possibile, perché allungando la partita poi potrebbe rischiare sempre di più. Petra Uskaite al salto su Puerari, 27 pari. Martina Guigi mette tutti d'accordo, un signor punto per Martina. 28-27, la Scavolini può chiudere nuovamente proprio con la centrale toscana, fidanzata di un giocatore di basket. Martina serve senza saltare, un servizio floating, poi Dalligna viene murata da Kinga Makulevic. Termina qui questo interessantissimo terzo set. 29-27, si va a Monterotondo per provare a vincere anche la Supercoppa. Tutti in macchina per Roma. 29-27, 25-19, 25-17, i primi due parziali. Termina qui la partita tra Scavolini e Minetti Info Plus. Allora, ricordando il risultato finale: Scavolini batte Vicenza per 3-0. Camilla Cataldo vi saluta, vi augura un buon Natale, vi dà appuntamento ai prossimi impegni della Scavolini Volley. Vicenza. Abbiamo perso questo 3-0 con Pesaro, contro una squadra secondo me veramente molto forte, forse la migliore squadra del campionato. L'ho detto prima della partita, lo ribadisco adesso, però credo che noi abbiamo fatto comunque una buona partita, abbiamo dato tutto quello che avevamo e credo che sia stata anche confermata la nostra crescita di settimana in settimana. Stiamo veramente giocando secondo me bene. È chiaro che il risultato non conforta, però contro questa squadra oggi era veramente difficile vincere. Abbiamo lottato, abbiamo giocato e stiamo crescendo. Se continueremo a crescere soprattutto nei singoli, credo che ci toglieremo delle soddisfazioni. Giochi di una volta, un'originale idea a regalo, un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 €. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 € la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata.
Vicenza Più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.